Diramato il prossimo calendario scolastico per la Sicilia, le lezioni avranno inizio lunedì 15 settembre 2025 e termineranno martedì 9 giugno 2026. Lo ha stabilito un decreto firmato dall'assessore regionale all'istruzione Torano che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado operanti nell'isola e regolamenta le attività didattiche per l'intero anno scolastico. Saranno complessivamente 206 giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del patrono locale dovesse ricadere nel periodo scolastico. Fa eccezione la scuola dell'infanzia, per la quale il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2026, ma nel periodo compreso tra il 10 e il 30 giugno gli istituti potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio. Le festività nazionali sono quelle consuete: le vacanze di Natale previste dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, quelle di Pasqua dal 2 al 7 aprile 2026. La ricorrenza del 15 maggio, invece, festa dell'autonomia siciliana, non prevede l'interruzione delle lezioni perché è stato stabilito che sia dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello statuto della regione siciliana e per l'approfondimento di problematiche connesse all'autonomia, alla storia, all'identità regionale. In relazione alle esigenze del piano dell'offerta formativa, i singoli consigli di circolo o d'istituto potranno modificare con criteri di flessibilità la data di inizio e la sospensione delle attività educative, prevedendo però il recupero delle lezioni in altri periodi dell'anno.